siccità e cambiamenti climatici, e questo è l'evento del calendario ufficiale del Ministero dell'Agricoltura che ha organizzato a Siracusa il G7 in tema di agricoltura e pesca, voluta dal ministro Lollobrigida. L'evento è stato inaugurato dal Premier Giorgia Meloni. Vedrà la partecipazione degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone, della Francia, della Germania, del Regno Unito e di 9 paesi dell'Africa. Oggi l'evento è stato organizzato da Confagricoltura Sicilia con la partecipazione del Ministro della Protezione Civile e del Mare Nello Musumeci, di Dario Caltabellotta, commissario straordinario delle acque in Sicilia. Ha aperto i lavori Rosario Marchese Ragona, presidente di Confagricoltura Sicilia. Non possiamo non parlare di siccità e di cambiamenti climatici. Il G7 è una grande vetrina per l'agroalimentare. Non dimentichiamo i problemi che ogni nostra azienda ha vissuto quotidianamente quest'estate. Dobbiamo parlarne, dobbiamo sensibilizzare non solo l'opinione pubblica ma il mondo della politica. Bisogna far presto, perché se no un settore importante come quello dell'agricoltura rischia di andare in ginocchio. L'agricoltura, e non mi stancherò mai di dirlo, l'ho detto spesse volte ai vostri microfoni, oltre ad essere un fenomeno economico è un problema sociale. Di immaginare una prospettiva per i prossimi 60-70 anni, quando arriveremo a circa 11 miliardi di abitanti, e forse non saremo nelle condizioni di poter assicurare l'alimentazione in maniera equilibrata. Il tema quindi va affrontato oggi, siamo ancora in tempo per trovare le soluzioni. Le responsabilità non sono solo del cambiamento climatico, ma anche dei comportamenti dell'uomo. Serve una nuova cultura, serve un nuovo approccio e serve la consapevolezza in tutti, nelle istituzioni e nei cittadini, che su questo fronte non sono ammesse errori. Ministro, la sale gremita di produttori siciliani che hanno bisogno di risposte concrete. Quale potrà dare il governo oggi? Cosa potrà annunciare? Sulla siccità il governo nazionale sta facendo la sua parte, ha istituito per la prima volta una cabina di regia con una gestione commissariale. Le infrastrutture idriche si realizzano in 10-15 anni, quindi non alimentiamo stupide demagogie con gli agricoltori. L'importante è cominciare a fare il primo passo. Assieme al governo nazionale naturalmente debbono adoperarsi le regioni, ognuno con le proprie competenze. Credo che sia necessario programmare interventi almeno per un decennio e individuare man mano, gradualmente, le risorse necessarie. Ma come si affronta questa emergenza, Ministro? Io sono arrivato in ritardo, però come siamo amici. Ciao. Allora, una battuta per TV, dai. Un programma di priorità, le cose che si possono fare subito, che si possono fare a medio termine e che si possono fare a lungo termine. E accanto a ogni priorità inserire la somma necessaria, le risorse necessarie, e capire chi deve fare cosa, tutto quello che purtroppo è mancato. Lei pensi che quando io mi sono insediato alla Regione mancava l'autorità di bacino, cioè lo strumento che consente di disciplinare l'assetto idrografico dell'isola. L'abbiamo istituito, abbiamo varato i primi necessari provvedimenti, un piano contro la siccità. Chi verrà dopo continuerà a fare il resto. Dottore Caltabellotta, Ortigia per Divinazione Expo G7, l'interessante convegno cui lei partecipa insieme al Ministro Musumeci sulla emergenza della siccità nel settore agricoltura in Sicilia. È l'occasione per fare il punto su come questa situazione di ovviamente siccità e cambiamenti climatici sta impattando sull'agricoltura. È chiaro che tra il miglioramento infrastrutturale, sia delle dighe e delle reti irrigue, ma soprattutto con la strategia di adattamento al cambiamento climatico, con gli interventi che stiamo facendo con il PSR, quindi per pozze, laghetti, mini dissalatori e acque reflue, si potrà attenuare questo problema in maniera tale da dare un futuro alla nostra agricoltura. La Sicilia è al centro dell'attenzione con questo G7 dedicato all'agricoltura, alla pesca. Come vede questa situazione? Sicuramente è fondamentale questa scelta del Ministro Lollobrigida per accendere i riflettori su questo tema, sull'agricoltura, sul suo futuro, non solo a livello regionale, nazionale e comunitario, ma con tutti i paesi del G7, perché la questione dell'alimentazione, del cibo e dell'agricoltura rappresenta le sfide più importanti del pianeta.